La sorpresa è stata già confezionata, manca solo il fiocco. Attenzione, non si trova dentro l'uovo di Pasqua, ma è quella che troveremo subito dopo le festività nella nuova giunta Zambuto, un rilancio dell'amministrazione che passerà attraverso un cambio quasi totale degli attuali assessori. Sarà un rimpasto serio, incisivo e quello che trapela dagli ambienti vicini al sindaco, impegnato in queste ore a completare il puzzle che con molta probabilità esibirà a metà della prossima settimana. Gli unici ad essere confermati, se non ci saranno novità dell'ultimo minuto, saranno Patrizia Pilato e Piero Luparello, che è anche vice sindaco. Per il resto si preannuncia un ampio rinnovamento per dare al governo della città un profilo marcatamente politico, in linea con il quadro che alla regione sorregge il governatore Crocetta. E allora sono previsti gli ingressi in giunta del Partito Democratico, ma anche della componente targata Voce Siciliana, il movimento fondato dal parlamentare Michele Cimino, ex Grande Sud, ora molto vicino al presidente della regione. Ovviamente l'UDC, che comunque è già presente, gli ex finiani, ancorati adesso al movimento che fa capo all'ex assessore regionale Luigi Gentile, soggetto politico federato proprio con lo scudo crociato di D'Alia, ed ancora inevitabilmente troveranno spazio nel nuovo esecutivo il megafono di Crocetta, che in consiglio comunale è rappresentato dal vicepresidente Giuseppe Di Rosa e il gruppo indipendente di responsabilità politico-amministrativa, che è composto dall'ex assessore Michele Mallia e da Gerlando Gibilaro, ex capogruppo di Grande Sud. E a proposito di Grande Sud, anche se per la collocazione politica potrebbe sembrare fuori posto, si parla di un ragionamento in corso tra Zambuto e Salvatore Iacolino, lavori in corso anche con l'esponente di Fratelli d'Italia in aula Sollano, sicuri all'opposizione tutti gli altri partiti della coalizione di centrodestra, PDL, PID, Patto per il Territorio ed MPA.